Boh. Verso non si sai, quindi se porco e fora. Oh, ci va che andiamo avanti con... Oh, c'ho anche le vacche, mancava. Andiamo avanti col riso qua, perché dopo andiamo anche da bere la soia quando viene pronta. E sta risaia qua, in vuole massa di tempo anche a finirla. E ora, aspetta, questo era voodoo. L'F col selvatico. Eh sì, buonanotte. Col silver carriera volo. E ora, avanti. E lo portiamo in consorzio. Allora, avanti che portiamo questo in consorzio. Le veo bien. La femo? Guarda sì. Bella e grande sto rimorchio, cazzo. Sarà 200 quintali o pieno. 190, 180. Ah, lei è una bestia del poco sto rimorchio stai per caso. Lei è alto ormai. Lampiante. E adesso pian pianetto andiamo avanti. Pian però perché è pesa e a strada sfondiamo se corriamo adesso. Posso guardare se riesco a passare con CS70 qua a nettare i bordi della strada perché se devo crescere sul demonio ciò. Barga una masenata perché con fia schifo. Visto così. Allora, oh, avanti. Ce la farà la F140? Pare di sì. Però te vedi che il Gada ci parghi un po' prima de, de cepparla. Prima de... Gada inviarsi un attimo prima de riuscire a tenere i 40 perché, cazzo, pesa sto affare qua. Il pesa che mai. Ecco sovraspondina. Allora, ora qua. Coop sementi. E ora passiamo in pesa. Tasi non è neanche nessuno a fare a fila. Tasi, eh. Buono. Tireremo il cartain. Boh. Buca del riso. Qualità Carnaroli. Catti adesso abuso del riso. E ora. Aspetta qualche nomo. O ci va che domando. Ehi, buongiorno, l'abuso del riso cos'è? Carnaroli se è qualità questa. In fondo, Drissilo. Ah, che lì, vabbè, grazie. Buona, a posto. No, in altri non so neanche mica quanti rimorchi ho 10 ettari da fare adesso. Questi sarà 180 oggi, quindi è un bel po' quindi de riso. Un bel po', ne. Ecco, boh.
Fai spasti ora, ecco, ora. Ciao, grazie. Boh. E ora Busa del Carnaroli. Questa davanti area qua. Can così piccole. A parte che... Aspetta un attimo, va, che mi giro. Eccoci qua. Guarda che razza di scoinamento che sboia. Ah no, petta, questa intendeva. Ah, mi pareva strano, vedo. Infatti, ho fatto segno. Qua a scaricare. Oh, ci si vede niente, vero? No. Vabbè, veniamo, sì, dai, dritti qua. Boh, perfetto, perfetto. Allora, no, non così storti magari. Fortuna che ne avevo fatto scaricare sue buse quelle dove sei grande, perché sennò, ciao, notte. Dopo mangiare il dumper, chi si 300 quintali, buonanotte. Dopo, si intasava le busa col cavolo, che gli mangiava dumper da 200 quintali. Anche a 300, 200-300 quintali. E ora, area qua. Oh là. Su, su, vai, 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 urta, urta. Boh, 8 se fermo un più avanti magari. Buona. Cremo. Perfetto. Qua i perni, vabbè, no, niente, scherzavo. Le su selvatico io i perni. Boh, avanti. Via in pesa adesso. Boh, oggi con il motore Cartain. 190.7. Precisi, 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 precisi. Beh, c'è umidità del 13 meso, 13,3 più o meno. Qualità Carnaroli. Vabbè, dai. Beh, dai. Beh, e questo era il primo. Avanti. Via manetta adesso. Uno le scarica. E adesso, madonna, guarda quando passare. Madonna santa. E questa è fatta adesso, però. Ah, magari anche il dumper da impinare. Aiuto.
Mamma santissima, aiuto. Occhio adesso a far tutto il resto. Guarda, che mai, da tempo. Sì, dovrei assolutamente passare col coso qua. Oh, ciupetta, dove? Non c'è mia qua. Ed è qua il ponte. Soia? Vabbè, chi non piace per sta lì, vabbè. C'avete problemi. E con le passiamo le mani. E metto qua comodo davanti. Boh, lampeggiante, zia trane, là. Via, subito. Via, c'era tutta manetta. Via, c'era tutta manetta. Avanti che travieva. Occhio, metodo dritto GPS. Qua la seminatrice si è mezza impazzia perché ha fatto e carreggiate sia per parte giusta che per parte sbagliata. Eh, prossima volta sistemerò. Boh, sotto passate neanche Sbina. Qua si prospetta molto la situazione. Ma ci vediamo su un boni centrale selvatico adesso. Pare di sì. Ma andiamo, ecco, un po' indietro. Ecco, mucchietto fatto. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti che sennò qua non la finiamo più. E pensare che non è neanche solo il riso che c'è da fare, ma devo fare anche tutti i 10 ettari di soia dopo 15 trebbia si fa di 8 ettari più o meno di risaia e poi altri 10 più o meno più il conto terzi che saremo a 80-100 ettari, porco giuda. E anche passa alla faccia, oh. Dai, è nuova, la facciamo lavorare. Fortuna che l'abbiamo presa sta Trion perché sennò con la 430 col cavolo che ci stavamo dietro. L'unica è la PTO che adesso siamo messi un po' alla cazzo perché abbiamo dovuto noi adattare la PTO per attaccarsi alla Trion perché non aveva l'optional di fabbrica. Cioè, quando l'abbiamo presa non aveva la PTO destra, ma solo la sinistra, quindi ce la siamo dovuta adattare, tra virgolette, noi insieme a Bassan. Abbiamo studiato una PTO temporanea,
fin quando non arriva al coso, adattandone una vecchia della 430. Così quando arriverà l'altra possiamo cavare questa e mettere su la sua. Perché senza PTO destra non trevi mica con la Carsoni. E anche con quelle da mais attacchi solo il gardanello sinistro, quindi fai poco, molto poco. Beh dai, rende però sto riso. Ma sulle 13 tonnellate ettaro. 130 quintali ettaro. Tanti, beh. E rendendo così tanto, vuol dire anche molti mani questo riso. Vuol dire anche un bel po' di skei qua. Mi sa che sta risaia andrà quando largaremo. Sarà forse l'ultima aratura dell'824, perché adesso c'è da stare dietro all'arato, c'è da stare dietro a... no, al dumper, al dumper, c'è da stare dietro a... tra poco anche a rotante, perché mi sa che ne arriva uno forse, dipende. C'è da stare dietro un mucchio di robe. Abbiamo 10 etter, l'824, vabbè con 230 cavalli, ma ormai è vecchio. C'è il cambio che inizia a saltare qualche marcia. Sotto tiro salta fuori la marcia ogni 8 ore di lavoro. E non è mai un bello, non è mai un bel vedere e sentire Dio buono. Mi sa che il cambio sta iniziando a tirare gli ultimi e a dirci ciao ciao, mi sa. Dipende. Oh dai che un po' si è finito sta risaia anche. Le altre che ho fatte a soia, un dito a si perdere. Cambiamo un attimo perché sono sempre a riso, riso, riso. E risaie dopo non rende più niente. Ne devo cambiare a soia. Là. Allora. Ultime due passate. Silver car è pieno, l'F era pieno. E anche il dumper adesso inizia a impianarsi. Forse devo prima impianare il dumper. Vabbè, ho fatto prima andare via di rallati. Se no davvero intasavo il consorzio, zio Trane. Oh, boh. Ah, guarda, sono rimasti anche due ciuffi. Mi sa che con l'824, sì. Questa è l'ultima rattura che faccio.
E vabbè, questa è passata a rendere a meno perché ci sono le trimline. Maledetto che mi ha fatto le trimline alla cazzo e di Vara. Maledetto. Non mi doveva fare le trimline per così. Me lo doveva fare solo per lungo. Sto andando a scuola Trebbia. Maledetto cane, oh. Tutto raccolto perso questo. Porco Giuda. Vabbè, ascolta. Ciao. È una mia voglia. Oh, sta botta ha reso. Fa così e basta. Visto che adesso sono 13,5, 1,7 tonnellate ettaro. A passata piena sarebbero 13,7 mi pare. Boh, e questo è fatto. Il bello delle risaie. Non l'ho neanche usata sta botta le trimline. Dato che erano fatte così a culo, ho detto serve a niente che le faccio. Questo è pieno. Via sul dumper. Perfetto. Buon dai. Lo chiudiamo. Adesso. Chiudi qua. Chiudi qua. Ok, e avanti. Però, con due luci meglio quasi quasi anche lasciarle perché non lo so. Per adesso questa non la metto via. La lascio un attimo ancora qua a lavare. Perfetto. Buona. La lavo e lascio un attimo fra questo stare se non porto umidità in capanone dopo. Stanca un fiamma se di stampe. Non sa guardare. Boh, questa siamo qua. Smorza. No. Smorza. E avanti. A questo punto conviene fare una roba intelligente qua. Conviene fare una roba intelligente. Senza portare due trattori avanti in Rio. Film una roba furba.
Dato che questo ormai è pieno, ci mettiamo qua. Senza prendere la pena, magari. No, aspetta, perché quello è l'angolo della cosa. È l'angolo della buca di scarico. Non vorrei tagliare le gomme sopra lì. Mamma che incrocata super rimorchi, vabbè, amen. Adesso facciamo un po' di retro. Sì, non così però, eh. Niente, non so se calo, ma sbrisia. Non so cosa cacchio, ma sbriscia sto rimorchio. Vabbè, amen. Buona. Sul cassone. Deppino sto alzarlo tanto, serve a poco. In sto caso, ok. E questo è fatto. Questo se lo parcheggiamo qua da una parte. Dopo metto via tutto con calma. Bene. E adesso spendo. Ok. Fendone e avanti. Beh, alla faccia. Alla faccia del vuoto. Cazzarola è quasi a metà. Mezzo vuoto del cavolo. Adesso inizio a dubitare seriamente che stia tutto. Vacca boia, pensavo fosse mezzo vuoto. Invece nell'ultimo scarico ce n'era un bel po'. Porco Giuda. Feltrini lo devo anche scaricare qua. Prima delle piogge. Magari anche la... guardarlo la sosponda. Magari anche la sosponda aggiuntiva lui. È che non so più che altro. Se dopo ne avevi importato o no. Perché si manca attaccare però. Ma non so.
Spera bene. Eccola. Poi mi seri dubbi devo essere sincero che stia tutto. Te. Vabbè, ne è rimasto rento un spuo. Nel portaino si vede che ne è rimasto rento un spuo. Ragnaca un quintasto, va bene. Dai, Fed. Questo non mi piace tanto. Andare con rimorchio questo perché è un cambio che parte manuale, zio, tranne è un cambio che poretto, ti vedi che ha fatto il suo. Allora, neanche torno in P. Ti vedi che le spompa. Aia. Guarda, cambio marcia o se guarda le spompa. Questa via. Questa è mio poretto. Ha fatto il suo ormai. Magari con sta campagna di soie vedremo quanti schiavi vi rento. Ma che è sbloccare a sali, Andrea? Sì che si sblocca zio trane. Una volta inviarlo anche al core, ma poveretto, le finì ormai. Sa stipare tutti i campi col motore che va sotto coppia, non sei a morte sua. Bestia. Oggi carte in. Uno. Vediamo l'ordo. 4,50. Bestia. Madonna santa. Oh. Oggi fammi bloccare assai, ora. Boh.
Ale. Anche questa si è fatta. Aspetta che sarà opportuno da io. Là. Eh. Oh, dov'è? Qua in Pisa. Occhio adesso, vediamo quante ghine ho rento. Boh. 296 e mezzo. 290, no, 296 spaccati. Hm, umidità 13,8 e non si era un po' salita. 13,7, 13,8. No, 13,8 ho messo qua. Era finita la carta. Inchiostro. Poi si è messo. Vabbè, totale 4,50, 2,96 il casè. 2,97, beh dai. Che ne è venuto fuori da riso, una bella campagna, dai dai. Guarda, c'è anche già il sorgo pronto qua. Conto terzi ormai. Siamo pronti. Ormai anche la Trion deve iniziare ad andare a conto terzi anche lei. Tra poco arriveranno le prime chiamate dei contorzisti, sicuro. Sì, buonanotte dei privati che chiamano. Questo mettiamo via. Ma fa fastidio quel di cristallo lì in mezzo alle balle. Oh. Buona. Perfetto. Adesso è a posto. Adesso. Questo mettiamo qua. La trebbia che ormai suga. Mettiamo sotto a posto. Tanto, finché non c'ama nessun privato, la metto via. Aspetto a sarla fuori o sotto il capannone A che c'è a posto per quando si mi stagione. Oh là, la mettiamo qua. Perfetto. Morza. Qua, puoi anche sararmi, sa.
Qua. Stacchiamo. E il silver lo parchiamo qua. E stacchiamo sia o il naso che il paramorento. E ora aspetta però. Prima di tutto devo mettermi dritto. E ora. Là, a posto. Adesso facciamo una roba intelligente. Tiriamo fuori questo. Tiriamo fuori il golden. Ok. Che dopo che attacco spollonatore e vado a fare le vegne. Questo lo mettiamo a casetta sua. E ora qua. Buona. E qua le a posto. Adesso adesso porto anche l'F140 a casa magari. Dato qua si è fatta ormai la storia. Portiamo a casa. Così, mare quasi. Questo vabbè non serve neanche a parchiarlo là, tanto parchiamo dove si attrae via. Occhio, mamma la soia. Vabbè, niente. 30 euro in meno. Amen. Sembra che lo sarà. Sembra sta che lo sarà. E Semo sono stato tornato al lato. Anzi, attore era lato usato, zio trane. Occhio a trebbia, occhio a trebbia, occhio a trebbia. Passiamo adesso. Sì e no? Beh, ascolta, ormai va bene anche qua. Oh, beh. Perfetto quale. Oh, si inciava, mi sono già rotto le bale.
Questo lo intasso qua. Oh là, posto. Adesso togliamo questo. Andiamo a attaccare che affare lì. Buonanotte. Tagliatraggi. La straggiatrice. Come piace a me. Là. Vediamo. Benissimo. Ma se al contrario. Meglio di così. Non si può. Oro. Avanti. Avanti, non ci sono finito. Però prima voglio dare un occhio a come le cepà è il mio futuro vignettino. Andiamo a vedere come le cepà il nostro orzo. Occhio qua. Mai. Beh, ormai, ormai le secco. Ormai le ben secco, sì. Oh, capiva. Ma io tirar fuori la Trion meglio tiro fuori a Trion e Dartore un carateo CEO da sistemare qua. Ma che una sistemata lì. Assolutamente. Nara, fu anche semplice. Senza star a cambiare 80 trattori. Questo smorzo qua. 60, avanti. Pizzo, oh, c'ho il lampeggio, madonna, mi devo sempre la pigliare. Devo finire prima o poi a secco una batteria. Vediamo dove attacca. Bassetto attacca, vabbè, ascolta, ciccia. Avanti. Cominciava poco e niente. Avanti, che troviamo proprio flash. E sto qua me lo tengo a casa. No, è inutile che lo porto a sorcio. Me lo tengo a casa e godo. Aia, Dio buono. Sale qua. Ho due galline. Tengo a casa che ho due galline. Oh, ci passa nessuno. No, dai, avanti, via, via, via. C'era tutto. Oh, c'ho smorta là. Avanti, 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 avanti.
Vedo che dovevo ottenere entrare maledetta che come tu la TX32 vabbè che era però già era mia ma io tra non devo ottenerla che a volta asciutto che tiro fuori una cazzo de class Trion io trane 400.000 euro da macchina da botto con una 6 metri per fare tu passato ma Dio povero ma dimenticherà lavori non passiamo qua adesso senza schicciare a soia Tasi va che passiamo guarda non sento neanche il field scan il scanner del campo lo lascio smorzare tanto se praticamente neanche un etroise un ortolle praticamente davvero dopo passare lo masanemo questo te aspetti e te tasi e ti offre anche andare bene ciccia ciccia mia 8 paglia no avanti fammi tirare sull'aspo là. Tanto va benissimo così ah sporti lampianti maimone tutto va bene dimmi fuori 3 quintali tutto va bene se tutto va bene e se è un miracolo che sia ancora qui perché mi sto cipando non devo trovarlo da ah tripassa 3 jet proprio metti carasse lori quasi che haga i crivei che si regolano automatici perché sennò io tranne io vai in mona anche all'orzo passavo attaccavo il trince CS70 e masenavo tutto e va in mona attaccavo la Berti e facevo un disastro adesso un 60 cavalli ma che a Berti lì la fa andare come un 100 cavalli di trane si arrivava a masenare tutto il mais tutti i residui del mais e non si incoconava mai problemi Ale, occhio qua. Simo, 22%, umidità 14%. Simo... Ah, 3 quintali scarsi. 3 quintali scarsi forti anche. Ah, 2 quintali e 8 me segni appesa.
Sogna che buono girarmi da botto. Che cosa che sia almeno. Almeno qui. Occhio doveva centrarlo più adesso. È un rimorchietto del genere con una bestia di macchina. Occhio qua. Tasi va. No, guarda, finito. E gastava anche una sponda su. Secondo me, e gastava anche con una sponda su. Non serviva neanche a due sponde. Zio trane. Ma ci fa mettere resa i crivei. Fammi mettere già i crivei da... Insomma, i crivei da sorgo. E casa e cambio a griglia. Tasi che bisogna solo regolare i crivei, ma la griglia già stessa tra frumento e riso. Bravo. Avanti. Oggi io devo andare via col sono verto. Aspetta che usarlo, se no gli alberi mi cavo su qua. Là. Avanti. Guarda, se tutto va bene, Luanca Zanca mi dice come ararlo. Bisogna vedere però se che il mio amico me lo presta o lo vuole vendere. Perché ho un amico che ha un vecchio strafanto e cingolato con un barsoretto. Bisogna vedere se lo vuoi fare. Se me lo presta, se me lo vende, bisogna vedere. Adesso qua posso sarare. E nel motore 670 che portiamo a casa. Mamma che lampi brutti. Non mi piace fare niente. Occhio qua. Una maserata anche a sta stradina dovrei dare che io sono anche. Una maserata e via. Stasera, se non diluvia, devo sentire il mio amico se vuoi fare con quel vecchio strafanto e cingolato quel versoretto lì. Perché col trivomere non avevo, non avevo abbastanza fondo. Non avevo abbastanza fondo, neanche morto col trivomere. Me vuoi per forza il versuro da cingolato. Quello sì che va a fondo. Quello sì che sfonda quasi un metro. 80 centimetri fa più o meno. Col mio fa 35, poi ho anche il fend, se ho pianto so più di 35, potrei far fino a 41, 42, ho provato. Ma se pianta, 8.
dato che piove, ma fammi fare una roba intelligente, va. Fammi lanciare sto qua e carretto perché non mi fido neanche morto a lasciarlo fuori. Boh, butto rento de naso e vabbè, il fruttetto è notte. E il gold lo butto sotto qua dopo. Là. Aspetta perché adesso devo essere preciso perché sennò vado addosso il fruttetto. E ancora questo fruttetto, il golden. E devo schicciare a butta anche. Fammi andare a vedere. Che passo neanche. Mamma. Occhio. Perdi qua. Ecco, giù da anche spandi conci, ma che sei? Occhio, a butta dove sei? Non passo neanche da qua. Occhio. Muovi spandi conci, me. Vabbè, adesso tiro su. Vai in mona. No, tagli che passiamo. Guarda, anche spandi conci mi sa che casca per terra. Aspetta che non voglio smaccare lei, Emiliana. Boh, questo è più che sotto. Perfetto, qua c'è spazio. Ora, sgancia. 6,70. Lo mettiamo qua. Che dopo che tacco la trincia, fammi tirare su spanni conci adesso. Oh, c'è qua. Là. Può dare però anche a me metterlo qui comodo. Lo lascio qua. Così vengo rento da qua, attaccarlo e non da qui. Così almeno non mi coppo ogni volta. Va. No, lo lasciamo qua. Sara qua. E in pizza questo. Si comincia a sentire odore di piova però. Meglio muoversi perché se si sente odore di piova non è una bella storia. Guarda, perché io qua che tacco già a trincia, anzi no, non che tacco niente, vado in casa a vedere previsioni. Cominciamo perché qua non mi piace la mia storia, per niente.